Continua il lavoro dei componenti dei cantieri di servizio che stamani hanno ripulito la traversa di Viale delle Dune dalle erbacce denominate Via Mar del Nord e dalle piante spinose che destano pericolo ai tanti bagnanti che si recano in spiaggia. Un lavoro accurato e capillare, anche un camion del comune che poi ha portato via i resti degli alberi e dei tanti rifiuti secchi raccolti. Anche se la polizia si limita solo alle traverse che portano a mare, ignorando le zone limitrofe del boschetto delle dune, che rimane, come abbiamo documentato dalle immagini, sporco e pieno di rifiuti di ogni genere, che viene attraversato, come si evince, da un viottolo che i bagnanti percorrono per recarsi al mare. Una problematica, quella del boschetto delle dune, che resta ancora irrisolta dall'amministrazione Firetto, che tra poco più di 9 mesi si avvierà al suo naturale termine. Non si capisce infatti di chi sono le competenze della zona, a chi tocca gestirla, chi deve effettuare tale pulizia, se la Capitaneria, il Demanio Marittimo, la Forestale, il Comune di Agrigento, la Provincia. Sarebbe auspicabile magari un tavolo comune tra i vari partner per decidere una volta per tutte la sua pulizia, la sistemazione, la sua riqualificazione e la gestione, magari sotto la guida del prefetto di Agrigento, che potrebbe certamente arrivare a una soluzione. Intanto arrivano buone notizie per il pagamento delle spettanze ai lavoratori dei cantieri di servizio impegnati dallo scorso luglio a svolgere il loro lavoro. L'amministrazione Firetto, per via del loro assessore Riolo, ha dato rassicurazioni che entro il prossimo 29 agosto si provvederà al saldo delle spettanze ai 129 lavoratori, tanto sono quelli che operano in questi cantieri. Il ritardo per l'assessore Riolo è dovuto a una norma interpretativa delle linee guida della regione siciliana per il trattamento fiscale, un'anomalia saltata agli occhi degli stessi lavoratori, i quali avrebbero dovuto versare le imposte pur non avendo firmato un contratto di lavoro e di conseguenza non avendo accesso agli assegni familiari, cosa che ha suscitato non pochi malumori tra gli stessi operatori. Intanto sta per scadere anche la seconda mensilità, quella di agosto, e ancora i lavoratori dei cantieri di servizio devono ricevere la prima tranche, quella di luglio.